Venite da un congresso del Partito Socialista, cosa state facendo alla Regione? Ancora siamo all'ennesimo rinvio per l'approvazione del bilancio, sicuramente una cosa che sta nuocendo tantissimo all'economia siciliana. Ahimè non posso che darle ragione, purtroppo quello che si prevede sarà il rinvio ancora di un mese, si andrà ancora all'esercizio provvisorio per un altro mese. Noi come socialisti avevamo la necessità di fare un congresso per definire alcuni aspetti tutti interni al Partito Socialista che si sono chiariti, abbiamo riconfermato Riccardo Nencini a segretario del partito, abbiamo detto chiaramente nel corso del congresso verso quali alleanze aprire, una possibilità di dialogo con le varie forze politiche che chiaramente non possono che riconoscersi in un progetto riformista di sinistra e soprattutto europeista, perché il vero problema è chi è con l'Europa, chi è contro l'Europa. Adesso come atto conseguenziale al congresso romano si celebrerà il congresso regionale il 22 di aprile, il luogo ancora non l'abbiamo concordato ma la data sì, il 22, e quindi da lì poi vedremo esattamente che percorso intraprendere nei pochi mesi che rimangono prima della tornata elettorale per quanto riguarda le regionali che ci vedrà coinvolti. Ecco, appunto, in tal senso quale sarà il vostro schieramento? Chi intenderete appoggiare? Quale sarà la vostra posizione? Io ho delle idee abbastanza chiare, ma è giusto aspettare il congresso, perché è giusto che il congresso detti la linea di quello che deve essere il percorso, che è un partito che seppur piccolo è riuscito a sopravvivere per tanti anni, è giusto che rimanga coeso sulle scelte che farà, quindi aspettiamo il congresso per capire esattamente come muoverci.